Ma decisamente l'intuizione del fondatore, che è Fabrizio Taddei, quando tanti anni fa, partendo dalla sua pizzeria di Fregona, decise di industrializzare, quindi di portare gli stessi metodi della sua pizzeria a livello industriale per poter vendere una pizza con la qualità da pizzeria, fu certamente una visione. Direi che oggi, dopo tanti anni, noi siamo orgogliosi di dire che Margherita è la pizzeria più grande d'Italia. Perché? Oggi abbiamo 4 siti produttivi, 10 linee di produzione, più di 400 persone, però ogni prodotto viene fatto con il metodo, con i tempi, con la qualità della pizzeria. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi partiamo dall'impasto, scegliamo le farine, prepariamo l'impasto con poco lievito e sempre lievito madre, prepariamo le palline, le facciamo lievitare in contenitori, in celle, dove l'impasto può lievitare nei tempi e nei modi corretti come fa un pizzaiolo. Solo quando l'impasto è pronto noi lo portiamo in produzione, dove passa nelle mani dei nostri pizzaioli, o meglio delle nostre pizzaiole, perché più del 60% dell'organico è femminile. E la capacità delle nostre persone nel tirare l'impasto, nel stendere la pizza e poi nel farcirlo, che determina gran parte della qualità del prodotto. Il prodotto, una volta che è farcito, viene cotto, viene abbattuto, quindi viene surgelato e poi confezionato. Il motivo per cui Margherita oggi è un'azienda in continua crescita, vendiamo in più di 30 paesi, siamo cercati da clienti, insomma, in tutte le parti del globo, possiamo dire così, è grazie alla qualità del nostro prodotto, che è unico, distintivo e che è qualità di una ottima pizzeria italiana. Quindi non c'è nulla di più falso nel dire che il prodotto surgelato è di qualità B o inferiore rispetto al prodotto fresco. In Margherita i prodotti che noi facciamo sono esattamente gli stessi a livello qualitativo, a livello nutrizionale, quello che cambia è il tipo di confezionamento. Il prodotto fresco viene confezionato in atmosfera modificata con 30 giorni di vita residua, il prodotto surgelato viene abbattuto a -20 con 12 mesi di vita residua. Direi che il prodotto surgelato, nel momento in cui, come facciamo noi, viene abbattuto, questo è il termine tecnico, subito dopo la cottura, praticamente noi surgeliamo e blocchiamo tutti i valori nutrizionali, le valenze organolettiche del prodotto, i profumi vengono, come dire, cristallizzati dalla temperatura, tanto che nel momento in cui noi a casa lo riscaldiamo in forno o in padella, perché i nostri prodotti sono molto buoni anche riscaldati in padella, il prodotto sprigiona tutta la fragranza e gli odori e l'organoletticità di un prodotto appena sfornato in pizzeria. Come Margherita si è fatta conoscere nel mondo, noi siamo abbastanza attivi nel partecipare a fiere internazionali e il risultato l'abbiamo ottenuto molto semplicemente facendo assaggiare i nostri prodotti. I nostri prodotti piacciono, sono prodotti che non hanno nulla a che vedere col prodotto industriale, è un prodotto da pizzeria. E questo piace anche perché vediamo sempre di più nel mondo la tendenza dei consumatori a ricercare un prodotto di alta qualità, e il prodotto di alta qualità si identifica nel nostro caso con un prodotto autentico da pizzeria, con tutte le caratteristiche che possiamo trovare nella nostra pizzeria preferita. Ci tengo a dire che Margherita è innanzitutto un'azienda di persone. Come dicevo prima, siamo più di 400 persone, quindi per noi l'elemento umano è fondamentale e senza le capacità delle nostre persone non potremmo fare quello che facciamo. Noi cerchiamo dalle persone la passione, perché il nostro lavoro è fatto di dettagli, è fatto di piccole cose, è fatto di gestualità, e quindi dietro tutto ci vuole la passione. Insegniamo alle persone che arrivano in azienda come lavorare in Margherita, perché il nostro modo di lavorare è diverso, e quindi non chiediamo particolari capacità, chiediamo la voglia di
la passione, chiediamo l'attenzione ai dettagli e poi abbiamo tutto un processo interno chiaramente di formazione. Quello che noi favoriamo all'interno di Margherita è che ogni persona sia in grado di fare tutto, di coprire tutta la parte produttiva, quindi prevediamo delle rotazioni nelle postazioni di lavoro e chiaramente le persone più senior insegnano alle persone junior, no? La nostra metodologia di lavoro. Ma abbiamo le idee abbastanza chiare, nel senso che il nostro modello ci siamo definiti, ho definito Margherita la pizzeria più grande d'Italia. Questo è e questo sarà in futuro questa azienda. Quindi dietro questo concetto c'è una metodologia che può evolvere ma non radicalmente cambiare. Quindi il giusto equilibrio tra lavoro manuale e lavoro tecnologico fatto dalle macchine è un equilibrio delicato, perché ci sono parti di produzione che non vediamo possono essere sostituite dalla tecnologia, mentre altre parti di produzione potranno essere sostituite dalla tecnologia, soprattutto quelle operazioni più usuranti per il nostro personale. Quindi su questo siamo attenti, spesso purtroppo non troviamo soluzioni tecnologiche sul mercato e quindi siamo obbligati, ma siamo anche contenti di doverle sviluppare, quindi richiede un po' di tempo, ma abbiamo già portato in azienda tante novità in questa direzione. Quindi in sintesi il nostro modello deve evolvere, ma non sarà mai radicalmente stravolto. Personalmente sono molto orgoglioso di rappresentare questa azienda. Siamo una grande squadra e posso dire che veramente quando portiamo i nostri prodotti in giro per il mondo e sentiamo i nostri clienti, i nostri consumatori, vediamo la loro espressione di soddisfazione nel mangiare i nostri prodotti, è materia di orgoglio, assolutamente. E di questo io devo ringraziare tutta la nostra squadra. È un lavoro, come dicevo prima, altamente professionale, di passione, ma noi siamo un'azienda di persone appassionate. Ci piace quello che facciamo e siamo molto orgogliosi di quello che facciamo e di portare il nome di Fregona, di questa parte d'Italia bellissima in giro per il mondo.